Brillante ed articolata operazione dei carabinieri del comando provinciale di Treviso, coordinati dalla procura di Padova, che ha portato allo smantellamento di una gang di giostrai, con basi operative in Toscana, che agiva criminalmente anche in Liguria e Veneto, dove colpiva gli sportelli bancomat delle filiali di istituti di credito, facendo perdere rapidamente le proprie tracce. 6 le persone fermate, 5 uomini e una donna, con l'accusa di furto aggravato, riciclaggio e detenzione impropria di materiale esplosivo. Nella mattinata di lunedì è scattato il blitz dei militari dell'Arma che nelle citate 3 regioni del centro-nord Italia hanno effettuato una quindicina di perquisizioni. Una banda specializzata negli assalti agli sportelli bancomat di istituti di credito e uffici postali, attiva tra le regioni Veneto, Liguria e Toscana. Le indagini dei carabinieri, che sono state coordinate dalla procura di Padova, hanno accertato che la banda aveva la disponibilità di ordigni esplosivi con cui far saltare in aria i bancomat, una pistola semiautomatica e scanner con cui intercettare le frequenze delle forze dell'ordine. Il gruppo si muoveva dal Veneto in Liguria e in Toscana con un'auto di grossa cilindrata risultata rubata e con targhe clonate ed ha operato nel mese di febbraio.